Mannino, uno sguardo in avanti, vicino a lui c'è D'Aleo, però preferisce dialogare con Calagna. Nuovamente per Mannino, siamo dentro l'area di rigore, Mannino, vicino a lui c'è ancora una volta Calagna, poi il cross completamente sballato, probabilmente era un tiro. Baio, pressato da Pisciotta, la sventagliata verso Pirse, la posizione mi sembra regolare, attenzione, indecisione di Rizzuto, intervento in ritardo, calcio di rigore per il Camarat, già a riscattarsi qui dagli 11 metri, è tutto pronto, Pirse contro Rizzuto, la rincorsa, il tiro con il destro, centrale, batte Rizzuto, 1-0 per il Camarat all'11esimo, glaciale, Ignazio Pirse. 11esimo centro in campionato per l'attaccante classe 1996. Sciotta, anticipato da Mannino, forse c'era fallo, l'arbitro lascia proseguire, Cracchiolo, siamo sulla tre quarti, ottimo il lancio per Ledesma, ma c'era fuorigioco, aveva segnato il Camarat, ma Caternicchia potrebbe aspettare la sovrapposizione dello stesso Resto, se preferisce tornare sul destro, Caternicchia limite, parte il tiro, deviazione, palla centrale. Problema alla spalla, molto dolorante, intanto si riparte, calcio d'angolo dello Sciacca, Licata, il cross e colpo di testa da parte di Rallo, se non ho visto male. Guadalupo entra sul destro, Guadalupo, la conclusione della distanza, Rizzuto. Caldi, vicino a lui c'è Caternicchia, infatti riceve adesso il pallone Caternicchia, Licata di prima intenzione verso Rallo che è rimasto alzato, poi con Cialdi il tiro, miracolo di Dolenti, ma c'era fuori gioco. Ottima giocata del numero 5 del Camarat, poi rientra sul mancino, potrebbe calciare, serve però sulla tre quarti Osvaldo, poi Pane, il tiro, strepitoso gol di Michele Pane per il 2-0 del Camarat, azione perfetta degli ospiti e conclusione imprendibile per Alfonso Rizzuto e il raddoppio di Pane al 25esimo della ripresa. Fischia l'arbitro, il tiro direttamente in porta, telefonato però, la conclusione. Contrattacco del Camarat, Pereira, uno sguardo e mezzo, siamo al limite dell'area di rigore, il cross è rasoterra, Pirse, manca di poco l'appuntamento con il pallone, buon per lo Sciacca che ha rischiato moltissimo in questa azione.